Vicenza, stelle e strisce. La corsa dei bersaglieri apre la cerimonia della nuova base militare americana. Il Del Din, alias Dal Molin, nasce in trincea in una guerra di provocazioni e polemiche. Una storia esplosiva, anni travagliati, segnati da contestazioni politiche e proteste pacifiste. Un cerchio che si apre nel 2006, quando il premier Romano Prodi dà il via libera alla costruzione della caserma, e si chiude oggi con l'inaugurazione nel pieno dello scandalo diplomatico del Datagate. Lavoriamo insieme, troviamo la strada per seguire, per andare avanti e certamente in questo caso, nel caso del Datagate, troviamo il modo di andare avanti. L'ambasciatore americano David Stern butta acqua sul fuoco. Siamo amici degli italiani, ma l'inaugurazione resta incandescente. Imponente la macchina della sicurezza, blindate le strade che portano alla nuova base militare. All'interno della caserma vige un'organizzazione di ferro. La stampa viene relegata in piedi sotto il sole in una zona off limits, sorvegliata e col divieto di muoversi. Tutto è cadenzato, ha un suo tempo e un suo rito. Le trombe urlano gli inni mentre le bandiere si innalzano sulla piazza d'armi. Fuori dai muri col filo spinato va di scena una protesta silenziosa delle associazioni antimilitariste che piantano delle croci cimiteriali sulla rotatoria antistante la base ed espongono una bandiera della pace listata a lutto. La scena è lontana dal cuore dell'inaugurazione, dove le autorità e le personalità italiane salutano gli alleati americani. Qui abbiamo fatto una cosa utile, buona, fatta per bene e noi siamo qui a riconoscere questa azione. Voglio anche ricordare che in questi anni hanno lavorato 800 lavoratori e in un momento come questo e abbiamo 200.000 disoccupati, forse questo varrebbe la pena di ricordarlo. Manca Achille Variati, il sindaco che ha combattuto la costruzione della base militare. È in vacanza, ci dicono, ma lo sostituisce il suo vice, che però, non a caso, non porta la fascia tricolore. Parliamo delle scelte che ha fatto Roma nella vicenda storica del Dal Molin. E nella vicenda storica del Dal Molin è mancato da Roma il rispetto necessario nei confronti della comunità locale. E questo è il senso dell'assenza della fascia tricolore. 2 ore di discorsi, inni, celebrazioni, l'inaugurazione e questo è poco altro. Poi si esce in modo controllato e ordinato. Lasciamo il Del Din, una base in guerra con le polemiche. Una città nella città. Ci hanno messo solo 4 anni a costruirla, quando noi in Italia, meglio lasciar perdere. In fondo, loro sono americani.